Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il notiziario con il caso nazionale che coinvolge l'avvocato varesino Andrea Mascetti. Il TAR del Lazio ordina infatti alla trasmissione Rai Report di rivelare le sue fonti, dando ragione a un esposto di Mascetti che era stato citato in un'inchiesta sugli appalti lombardi. Ed è polemica, con la Rai che annuncia il ricorso al Consiglio di Stato e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che tira dritto. Il programma assicura non rivelerà le sue fonti. La sentenza accoglie la richiesta presentata lo scorso ottobre dallo studio legale di Mascetti contro la trasmissione di Rai 3, che lo aveva chiamato in causa nell'ambito dell'inchiesta Vassalli, Valvassori e Valvassini incentrata sugli appalti pubblici in Lombardia. Un quadro fuorviante della realtà, aveva detto all'epoca Mascetti, sottolineando di non aver avuto alcuna consulenza con il presidente Fontana. La Rai si era opposta subito alla richiesta di rivelare i documenti utilizzati per l'inchiesta, citando il diritto al segreto professionale connesso alla tutela della libertà di stampa. Ora, dopo la sentenza del TAR, anche la politica naturalmente si schiera. Il leader del PD, Enrico Letta, ad esempio, sta dalla parte dei giornalisti. Le sentenze si rispettano sempre, ha detto, ma questa del TAR sulle fonti di Report lascia davvero perplessi. Voltiamo pagina e andiamo sul lago di Varese, a Bardello. Gli specialisti del soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco di Varese, impegnati in un'attività di addestramento, hanno tratto in salvo un cane che era finito nelle chiuse che alimentano appunto il torrente Bardello. Il quadrupede è stato recuperato a bordo di un battello pneumatico e affidato al proprietario che aveva lanciato l'allarme. Solo tanta paura, ma alla fine, per fortuna, un'altra disavventura a lieto fine. Pagina dedicata al Covid. Oggi in Lombardia si contano 145 positivi su 28.579 tamponi, con un indice di contagio che è dello 0,5%. Continua il calo dei ricoverati. Attualmente ci sono 77 pazienti in terapia intensiva e 408 negli altri reparti e ci sono stati solo 2 nuovi decessi. A Varese e provincia 6 nuovi casi. Siamo quinti in Lombardia dietro a Milano 66, Brescia 19, Monza 16 e Bergamo 11. Nessuna provincia è a zero, Lodi ha avuto un solo caso. Andiamo ora a Busto Arsizio. Al mercato di Borsano da un paio di mesi c'è un problema. Il comune ha tolto la corrente agli ambulanti. Vediamo cosa succede nel servizio di Angela Grassi con le immagini di agenzia Blitz. A Borsano al mercato settimanale, siamo con la signora Maramussa, da 2 mesi qui il comune ha tolto la corrente e chi vende pasta fresca è costretto a tenere i ravioli nella macchina per cercare di tenerli. Esatto, ogni tot accendo il camion così che mi scassi il frigo per tenere un po' la temperatura, se no butterei via tutto, certo, perché di base c'è la ricotta fresca. Quindi. E questo da 2 mesi. Ecco, ci siamo spostati, il banco del pesce, il signore Emilio De Rosa ha affittato un generatore che sentite alle nostre spalle su questo camioncino e quindi rende rimediato in questo modo. Io ho affittato un generatore abbastanza potente, difatti si sente il rumore un po' anche abbastanza forte, per poter dare la corrente anche ai miei soci qua che gli altri banchi che si attaccano, il salumiere, sì, la signora dei ravioli. Perché sennò erano tutti a piedi e quindi con questo modo siamo riusciti a superare, però non si può andare avanti così. Ma da 9 anni andava tutto bene? Da 9 anni è andato sempre tutto a posto, non abbiamo mai avuto nessun problema. Non c'è mai stato detto non potete, non dovete, non fate. A questo punto si attendono risposte dagli amministratori. E chiudiamo con il calcio, mentre a Roma è in corso la partita Italia-Galles che chiude la prima fase degli europei. In Serie D il Varese è stato sconfitto in casa dal Derthona per 2-1. Passati in vantaggio con Balla al 16° e subito raggiunti, nel finale i biancorossi hanno concluso la gara in 10 e hanno subito un rigore concesso agli ospiti. Si chiude una stagione molto tribolata per la squadra di Ezio Rossi, più volte fermata dal Covid, che comunque ha conquistato da tempo la salvezza. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!